Oggi ho fatto un po' tardi, mi sono accorto improvvisamente che il tempo stava passando. Eccoci qua. Allora, vediamo se arriva qualcuno del pubblico da accogliere. Oggi canteremo a casciaforte. Oggi siamo allegri, cantiamo una canzoncina molto simpatica che adesso passo a tradurvi. Allora, dice il poeta, dicono i poeti, perché questa l'hanno scritta Mangione e Valente, una canzone del 1928, e ci dicono, vago truanno una cassaforte, addivinata per ne fa che, cioè io sto cercando, sono in cerca di una cassaforte, indovinate a che cosa mi serve questa cassaforte, visto che non ho titoli, non vivo di rendita, cioè non c'ho una lira e non ho nemmeno un vestito da mettermi. Però questa cassaforte mi necessita, veramente io la devo avere, perché che cosa ci devo mettere dentro? E inizia tutto un elenco di cose, dice ci devo mettere tutte le lettere che mi ha scritto la mia Rosina, ci devo mettere la fotografia formato visita della buonanima di zia Sofia, che io amo moltissimo, poi un manico di secchio, un frammento di specchio, una crastule specchio, la scorza di un caciocavallo e un frac color cachì, meraviglioso, tutte cose, le cose più inutili. Se aprite il cassetto di una persona anziana, capita spesso quando queste persone anziane se ne vanno, si aprono i cassetti ed esce di tutto, e quella è la loro cassaforte. Ognuno di noi ha una cassaforte in cui si porta dietro tutte le cose più belle ma anche più inutili, una marea di cose inutili che ci portiamo dietro. Allora cantiamocela. Vago truano una cassaforte, addivinata per ne fa che, non tengo titoli, non vive rendita, non ho un vestito per quello a me. Sta cascia mi necessita, per forza il laggiave, e c'ha già mettere tutte le lettere, che m'ha scritto Rosina mia, il ritratto formato visita, da buonanima e zia Sofia, nu maniche sicchie, una crastule specchio, la corteccia di un cacio vecchio e un fraccesciasso color cachì, tiri 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 tiri. Sono reliquie, sono cimeli sulla dinta dei posti pa, quando mi privano del companatico in cotte zitta senza parlare. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà e c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la bolletta di lire 12 rilasciata dall'agenzia, nu cirre capille, nu cuorne curall ed il becco di un pappagallo che noi perdemmo nel 23, pere 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 pepe. Dei capelli, un ciuffo di capelli e questo becco del pappagallo. Allora, e poi la terza parte che cosa ci dice? Cerco questa cassaforte, ma a quale cassiere glielo vado a dire? Perché certe reliquie, certi cimeli, ognuno di noi si porta dietro un sacco di cose come dei cimeli, se li tieni fuori dal tuo cassetto, dal tuo nascondiglio, spariscono nella casa, lo sapete benissimo, no? Truano una cassaforte, ma qua casciere c'ho pagati, certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori vanno sparire. San Casimiro martire, sta cascia fammi venire, e c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia, una bambule miccia, una lente e una stuccia, e la coda di un cavalluccio che mi ricorda la mia età. Benissimo, su tutte le cose inutili che ognuno di noi si porta dietro, per tutte queste cose inutili è necessario una cassaforte. Quando vedete che avete molte cose inutili, voi cantatevi la cassaforte. Ci vediamo.